Allora, il fluoro è un alogeno. A Marghera abbiamo quantità immense di clorurati, quindi come dire, abbiamo giocato a fare i chimici, poi ci siamo dimenticati di stare attenti a non spargerli nell'ambiente. La realtà è che qui abbiamo preso il fluoro, che è un elemento che non si trova in natura in forma combinata in forma organica come il FAS, e quindi ci siamo resi conto solo dopo molto tempo, e grazie appunto al Movimento 5 Stelle e alcune persone che sono molto impegnate su questo, che abbiamo una diffusione incredibile, quindi in termini di area, nonostante sia già successo con il cloro, che insomma è una sostanza omologa, a Marghera. Non solo, abbiamo diffuso metalli pesanti ovunque, e il modello produttivo che abbiamo utilizzato fino adesso è un modello secondo il quale si crea un'economia, si crea un profitto e si trascurano totalmente le esternalità ambientali, ovvero ci inondiamo di sostanze che possiamo chiamare aliene, perché questo tipo di sostanze non ci sono in natura. Cioè i clorurati organici che sono nei 2000 ettari nel territorio veneziano, che sono distribuiti anche nei giardini delle case, perché questa è la realtà, perché andavano a metterli un pochino dove capitava, che sono nelle colline, nei parchi, non sanno dove metterli, quindi li chiudono nelle scatole delle colline dei parchi. Sono delle sostanze che non ci sono in natura e che sono, appunto, come diceva l'esponente delle associazioni prima, sono interferenti endocrini, hanno degli effetti gravissimi, sono le diossine. Abbiamo la storia dei PCB, policlorobifenili, che venivano usati come oli a base di cloro. Qui abbiamo la storia dei FAS, materiali a base di fluoro, perché li usiamo per fare le pentole, i vestiti, però non stiamo attenti al fatto che poi li scarichiamo in ambiente. E poi siamo sempre qui sulla questione bonifica. Io ho un cartello qua che dice bonifiche subito. 15 anni fa a Marghera chiedevamo esattamente la stessa cosa. Le bonifiche sono un'operazione molto difficile e quindi bisogna pensarci prima di buttare nell'ambiente le sostanze, perché poi passano molti anni. Sapete che nel territorio di Marghera le bonifiche non sono praticamente ancora iniziate, non si è neanche riusciti a fare la scatola che impedisca ai contaminanti, quindi clorurati organici, metalli pesanti, idrocarburi policiclici aromatici, sono sostanze che fanno male, mercurio, cose di questo tipo, di trascinare in laguna. Qui, per farvi l'esempio, la laguna di Venezia ha dei continui sversamenti di questo tipo di sostanze, non siamo ancora riusciti a metterli in scatola, la bonifica non è ancora neanche stata iniziata. Qui abbiamo un fenomeno che è ancora più esteso. Quindi, come dire, non abbiamo imparato niente. Questo è successo 20 anni fa, ci si era resi conto di quello che era successo a Marghera. Ebbene, qui abbiamo diffuso in misura ancora superiore. Ci sono intere province che sono piene di queste sostanze, e direi quindi, prima di tutto, basta buttarle fuori come è successo. Seconda questione, bisogna decontaminare, e a quel punto avremo finalmente imparato. Io dico, dopo 2 o 3 volte ce la faremo. Ok, grazie. Antonio Candiello da Marghera. Gianni Girotto, io sono in Senato, Commissione Industria, Commercio e Turismo, sono capogruppo per il Movimento 5 Stelle. Posti di lavoro e alternative, perché tutti sono preoccupati, chiudiamo fabbriche perché inquinano. Bene, il messaggio che voglio passarvi è questo: la tecnologia ce l'abbiamo già per sostituire le sostanze pericolose con sostanze non pericolose. La tecnologia c'è già, e c'è già chi produce senza utilizzare sostanze pericolose. Quindi quando ci chiedono ma voi volete chiudere le fabbriche? No, noi non vogliamo chiuderle, vogliamo convertirle, esattamente come le fonti fossili, vogliamo trasformarle in energia rinnovabile anche per la filiera tessile, che è la filiera più inquinante al mondo, la seconda filiera più inquinante al mondo dopo la filiera delle fonti fossili. Quindi qui non si tratta di voler la chiusura delle fabbriche, la distruzione di un tessuto imprenditoriale, si tratta di trasformarle, e siamo costretti, dobbiamo farlo per la nostra salute, per il nostro futuro. Allora il Greenpeace ci ha aiutato in questo passaggio insieme alla Lega Ambiente, insieme ai Medici per la Salute, quindi Gianluigi ti ringrazio degli stimoli, ma stiamo comunicando con tutti dall'inizio di questa battaglia.
e ci sono 400 sostanze che vengono utilizzate nella filiera tessile che sono tossiche, che sono non biodegradabili. Bene, di ciascuna di esse è già stata trovata l'alternativa sicura, l'alternativa non inquinante. La filiera di Prato, per esempio, quindi Prato, Toscana, Italia, è all'avanguardia su questo. Quello che serve è una politica che valorizzi e che dia il giusto peso, appunto, come ha detto Anthony, alle esternalità. Se noi facessimo pagare i danni provocati dagli inquinamenti, immediatamente le aziende si riconvertirebbero in queste produzioni pulite e scoprirebbero che persino risparmiano, perché in questi anni le aziende che hanno investito in tecnologia verde hanno risparmiato, sono diventate più competitive, hanno affidato i loro processi produttivi, hanno risparmiato acqua, hanno riciclato materie che prima buttavano via e hanno risparmiato soldi. E questo è il messaggio che dobbiamo far passare. Noi non siamo contro la chiusura delle fabbriche, siamo per la riconversione, e la riconversione conviene a tutti. Noi abbiamo un marchio Made in Italy che è il terzo marchio più famoso al mondo. Già da tutto il mondo vogliono comprare i nostri vestiti per il design. Se noi li aggiungiamo a tutti i clienti, guardate che non sono solo belli, non sono solo finiti bene, ma anche non producono inquinamento, il nostro mercato esploderebbe. Non possiamo pensare di competere con Cina, Bangladesh. Guardiamoci i vestiti che abbiamo addosso, la metà arrivano dal Bangladesh, non potremo mai competere perché loro hanno il costo della materia prima più basso, il costo dell'energia più basso, il costo della manodopera più basso. Noi possiamo solo puntare sulla qualità e abbiamo già le soluzioni. Negli altri paesi questi prodotti vengono già utilizzati, abbiamo bisogno di una politica che incentivi le produzioni pulite e penalizzi le produzioni sporche a tutti i livelli.